Terzo giorno oggi di votazione per il neopresidente della Repubblica. Ieri sera è terminato intorno alle 19:40 lo spoglio della seconda giornata per eleggere il 13° presidente della Repubblica Italiana. La giornata di ieri è stata caratterizzata dall'ufficializzazione di 3 candidati del centrodestra, Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Il centrosinistra, da parte sua, ha annunciato a spoglio già in corso che non intende presentare una rosa di candidati e che non ritiene possibile alcun accordo sulla terna illustrata da Salvini, da Meloni e da Tajani del centrodestra. I risultati di ieri hanno visto 527 le schede bianche, quindi Paolo Maddalena si è confermato il più votato con 39 preferenze, al pari dell'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Seguono Renzo Tondo con 18, Roberto Cassinelli con 17, Ettore Rosato 14, Umberto Bossi 12, Giorgetti, Manconi e Cartabia 8. Quindi Silvio Berlusconi e Moles con 7 voti, Nicola Gratteri con 6, 38 le schede nulle e 125 i voti dispersi. Si riparte stamani, quindi, dopo la fumata nera di ieri. Anche oggi, per la maggioranza richiesta, il quorum è composto da 2/3 componenti dell'Assemblea, ovvero 673 voti, e dalla quarta votazione in poi sarà sufficiente la maggioranza assoluta più uno dei grandi elettori, ovvero 505. Intanto abbiamo sentito un grande elettore agrigentino, il parlamentare Michele Sodano, ex 5 Stelle, transitato attualmente a Misto. Sentiamo una sua riflessione. Ciao a tutti gli amici di TVA, oggi terzo giorno di votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, quindi l'ultimo giorno in cui occorre una maggioranza dei 2/3 dei grandi elettori, motivo per cui ancora oggi i partiti di maggioranza presenteranno la scheda bianca, quindi sarà di fatto una fumata nera. Noi invece del gruppo misto siamo disponibili da domani a dare i nostri 40 voti che finora sono stati dati al magistrato Paolo Maddalena per convergere su un candidato che dovrà essere individuato dal centrodestra o dal centrosinistra, che sia credibile, che possa veramente guidare il nostro Paese nella difesa della Costituzione, nella difesa dei più deboli e soprattutto nella ripresa economica e sociale dell'Italia. Una cosa che penso assolutamente è quello che i partiti non possano perdere tempo con i loro giochi di palazzo, non possono pensare al proprio tornaconto rispetto a quello che potrebbe essere il proseguo o meno della legislatura. Qua ci sono i rincari delle bollette, l'inflazione più alta di sempre, la disoccupazione che aumenta, quindi è opportuno appunto che ci sia un momento di serietà da parte di tutta la politica. Credo che sia stato scongiurato il pericolo di avere Mario Draghi come Presidente della Repubblica, sarebbe stata la morte della politica, ma sarebbe stato anche un messaggio sbagliato. L'Italia guidata da un Presidente rappresentante è responsabile massimo del capitalismo finanziario, delle banche di investimento, di un disegno politico che ama la crescita delle diseguaglianze, che trae profitto da quanto più una nazione possa impoverirsi. Noi invece dobbiamo ripartire dalle solide fondamenta costituzionali, cercando di fare spesa pubblica per aumentare il benessere e le condizioni di vita di tutti quei cittadini e quelle imprese che in questa fase sono completamente in ginocchio.